io e Flavia siamo dei feticisti, tu di Sailor Moon, io di Lady Oscar, lei di Dawson Creek, insomma abbiamo una cultura... Anch'io di Dawson Creek, anche di Lady Oscar. Lady Oscar ci ha formato, non saremmo quelli che siamo, naturalmente. Ad esempio Dawson Creek, che è un prodotto che tra l'altro tecnicamente è un buon prodotto, ma è un telefilm che al di là delle distanze intellettuali che si possono prendere, è un telefilm estremamente generazionale, è un telefilm che ha raccontato una sua generazione, così come lo era Beverly Hills, che per me era aberrante lì anche tecnicamente, da un punto di vista della fotografia, del montaggio era terribile, mentre invece Dawson Creek aveva già un valore alto, ma il suo regista era un qualcosa di valido, però racconta una generazione, e questo secondo me è il merito di alcune opere, e Flavia, e poi conoscendola, parlando in questi giorni ancora di più, è dentro la sua generazione. Spesso anche nelle associazioni c'è un'incapacità secondo me di leggere la reale generazione che stiamo vivendo, che è molto diversa da quella di ieri, e Barba di Perle secondo me ha questo merito, e questo lo volevo sottolineare per il pubblico. Ha il merito di raccontare molto bene attraverso delle sfumature in maniera semplice, cioè facilmente digeribile, e la semplicità non è un disvalore secondo me se si vuole comunicare, e soprattutto con uno strumento che comunque sia è pop, è assolutamente pop, come il fumetto, e questo è un valore aggiunto, ed è un valore perché questa è anche un'iniziativa, quella di oggi, all'interno della Quaresima, quindi all'interno di una mission ben precisa. Secondo me in Barba di Perle questo è un valore grande, cioè l'aver saputo raccontare alcune sfumature di una generazione che è quella di oggi, che è quella dei giovani che noi abbiamo davanti. Santo, seppur nel suo solipsismo, nel senso che è molto torre chiusa in se stessa. Dimmi. Ho detto della Torre è il suo cognome. Esatto, sì, tra l'altro è anche il suo cognome. In realtà ha bisogno del mondo esterno, anzi è il mondo esterno, nel bene e nel male, che lo smuove, lo pungola, lo costringe a mettersi in discussione. C'è un personaggio che a me piace molto perché racchiude in sé tutta una serie di sfumature, che è la tabaccaia, che ieri ho storpiato il nome perché io e i nomi siamo un qualcosa di terrificante, gli ho aggiunto una vocale, quindi oggi non lo dirò perché adesso sono confuso tra uno e l'altro. Mara, ok, che io ho chiamato Marta ieri sera, è stato un momento altissimo in cui mi stavo per... però non ti preoccupare, creeremo un episodio a parte di Barba di Perle dove lei si chiama Marta. Ok, grazie. Questo personaggio è molto interessante ed è soprattutto una chiave di lettura risolutiva per il fumetto. Come l'hai costruito? In realtà ho cercato di non costruirlo, nel senso che l'idea era di introdurre un personaggio transessuale. Il risultato è che in molti media viene il transessuale visto come il donnone con i tacchi a spillo, il trucco pesante, la parruccone, e non è così. Io ho voluto rappresentare un personaggio che non si capisse bene neanche cosa fosse, questa donna o uomo di colore con un copricapo particolare che indossa scarpe basse, vestiti ampi. Non è importante, non è il punto il suo genere, è il suo pensiero, il suo modo di rapportarsi agli altri e di avere una funzione di insegnante, diciamo, nella vita di Santo, o comunque il Virgilio della situazione in un certo senso, anche se diciamo che appare nell'ultima parte, ma è anche innesco all'inizio. Sì, ci sono molto affezionata, ma appunto perché non volevo creare uno stereotipo ho cercato anche di non ragionare molto su cosa fosse, ma ho ragionato più su chi è. Tuttavia anche lei in una scena del fumetto a proposito di sfumature ha in realtà un pregiudizio ad un certo punto.
Persino la saggia Mara ha un attimo di pregiudizio quando vede per la prima volta Santo che si avvicina. Certo, perché non credo ci sia qualcuno di noi che non ha pregiudizi fondamentalmente, è questo il punto. Quindi sì, anche lei viene fraintesa e fraintende. E questo è un altro merito del fumetto, è il non aver diviso il mondo in buoni assoluti, saggi assoluti e cattivi assoluti. E oggi nel raccontare una storia, soprattutto nel fumetto, non è esattamente così semplice. E tu invece sei riuscita a farlo molto bene, secondo me. Una cosa che ti volevo chiedere, è casuale il fatto che tu hai inserito anche l'omofobia rappresentata ideologicamente? O perché hai fatto anche questa scelta? Potevi in realtà eluderla e invece tu l'hai connotata con un'ideologia, hai connotato, e anche in questo in realtà io ci trovo un riferimento generazionale, perché alcune cose ritornano fuori e ritornano esattamente come Flavia li ha raccontate. L'hai voluta però questa cosa? Allora, non era effettivamente necessario o comunque non era nelle mie intenzioni, e vabbè, per non stare a parlare tra parentesi così, si sta parlando di Forza Nuova fondamentalmente. E niente, diciamo che ho voluto dargli una pungolata personale, non altro, cioè ho qualche risposta personale da dare, ma il personaggio perché la vedo come un genere di ideologia del tutto ingenua, cioè non è aggressiva, non è la violenza, l'ingenuità di credere in determinati valori, a mio avviso ho voluto farli trasparire in un personaggio altrettanto superficiale fondamentalmente, e credo, no, ingenuo è la parola credo adeguata. Infatti non è cattivo, è credulone in un certo senso. Vabbè, ho dato mio colpito, ci poteva non stare, infatti non è scritto a carattere cubitale, ma un paio di simboli e di riferimenti ci sono. Nino, tu questo riferimento lo trovi comunque sia importante nel fumetto? Perché io ad esempio anche in questo ci ritrovo una bravura nell'aver saputo rispecchiare esattamente proprio in questo, anche in quello che dice lei, in un atteggiamento ingenuo ma che mantiene la sua pericolosità, quando andrete a leggerlo lo capirete. In realtà pensi che anche questo sia un elemento che il fumetto italiano deve raccontare? Assolutamente sì. Nel caso del personaggio che c'è in Barba di Perle, io lo vedo come uno che vede il mondo in bianco e nero, o tutto bianco e tutto nero, cioè poi bianco e poi nero, quindi è un ingenuo secondo me. E io, molte delle persone che ho conosciuto appartenenti appunto a questa ideologia, mi sono reso conto che sono proprio così, non sono cattivi, e probabilmente non so, se non appartenessero a una determinata ideologia non si ritroverebbero a fare quello che fanno e a essere facilmente abbindolati da ideologie facili e un po' stupide. L'anno scorso per il Pride alcuni ragazzi di Forza Nuova sono stati invitati da me a partecipare, e in due sono venuti che si sono divertiti come dei pazzi. Loro hanno chiacchierato per diverso tempo, loro hanno un'opinione completamente diversa, ecco, dal movimento insomma generale che emerge. Loro alla fine erano lì, erano vestiti forse più aderenti delle nostre protagoniste, però voglio dire, si sono divertiti, hanno partecipato, nel senso confermano che poi anche all'interno del loro movimento esistono degli omosessuali, la vivono sicuramente in un modo molto soffocato e sofferto, però insomma c'erano, hanno partecipato, magari in ultima fila, ogni tanto si spostavano a bere la birra, giusto perché magari incrociavano gli sguardi di qualcuno di conosciuto, ecco, però c'erano.
lì il lavoro ovviamente va fatto, devono partire molto da lontano, insomma, per recuperare un po' di cose perse. Però ecco, questo per dirti che comunque ci sono degli elementi un po' contrastanti, ecco. Sicuramente Santo, insomma, lo dimostra molto bene. L'omofobia interiorizzata può portare anche a mischiarsi, o uno si può mettere la barba, uno ha bisogno di un pantalone stretto e di una svastica piuttosto che di un anfibio. Anche questo ce lo dobbiamo raccontare con grossa onestà. Ci sono diversi modi di mascherare la propria omosessualità non accettata, interiorizzando alcune cose, perché io trovo molta difficoltà a riconoscermi in un simbolo che mi annulla. Lo posso capire solamente, e lo capisco perché molto onestamente e sinceramente Barba di Perle mi ha costretto a fare un viaggio nella mia onestà, anche un po' un viaggio indietro, anche se racconto una generazione molto lontana dal mio, però anch'io sono stato un omosessuale represso, e quindi l'omosessuale represso ha bisogno di tante barbe che possono assumere tanti simboli, tanti stemmi, tanti colori, che per molti può essere un crocefisso, tante sicurezze in cui nascondersi. Penso che infatti all'interno di certi movimenti sia naturale, perché gli estremismi sono la barba più grossa con il quale ci possiamo nascondere la nostra vera identità e i nostri veri desideri. In più gli estremismi organizzati in cui si è camerata. Comunque, scusa se ti interrompo, io sinceramente farei una leggera distinzione fra parentesi, perché non credo che un omosessuale non possa comunque far parte di uno schieramento di destra, perché uno deve semplicemente scegliere se è più importante per se stesso la pluralità, cioè i suoi interessi verso la collettività e il posto dove vive, o gli interessi personali di se stesso. Io mi sono trovata spesso a chiedermi nel mondo politico: voto per il mio futuro personale o voto per il futuro della nazione? Non sempre le risposte possono combaciare, per cui non critico neanche, cioè, per me è più importante quello personale, però non critico chi fa una scelta diversa, quindi non voglio dire che tutti gli omosessuali di destra devono essere repressi, di destra o di altre scuole di pensiero, comunque non per forza non sono persone con problemi, perché ognuno di noi vive le cose in maniera diversa. La destra però di cui si parla qui è una destra ben particolare, non parlavo di una destra generale, sì. Parlo di una destra che ha un'organizzazione in sé che è molto violenta, molto organizzata in termini militari, non è proprio la destra, insomma, che vediamo in Parlamento e in televisione, è una destra fatta di simboli forti. In piccole parti si parla anche della forza nuova virtuale, cioè dei cellulari, di internet, di quella che è la violenza anonima fondamentalmente, che è quella che personalmente mi ha più ferito nel corso della vita, perché non ho mai avuto un'esperienza diretta di offesa, niente che non potesse controbattere sinceramente, mentre il mondo virtuale è sempre piuttosto violento, perché in qualche modo penso che la parola per iscritto a volte possa, rimanendo nero su bianco, possa offendere di più di quella labile per strada, e più difficilmente può essere stroncata. Leggo solamente una frase che l'ho letta anche ieri, perché è una frase che mi ha colpito molto e in qualche maniera chiude e apre, secondo me, poi facciamo fare delle domande a loro, chiude e apre anche il discorso che stavamo facendo adesso. Che sia un Dio, non dico chi lo dice, poi ve lo leggete voi, capirete voi chi dice questa frase nel fumetto, che sia un Dio, un politico, un padre oppure la società stessa, è facile scegliere un proprio messia e seguirne ciecamente le leggi. Quello che è difficile è seguire noi stessi e credere nelle nostre idee. Io con questo chiudo e secondo me lasciamo la parola al pubblico e secondo me vi tampina di un bel po' di domande. Prego signori e signore.